Siamo nella Galleria Storica dei Vigili del Fuoco di Mantova, aperta nel 91 in occasione del 50° anniversario della fondazione del Corpo Nazionale. Oggi, in questi giorni, è stata inaugurata la mostra dedicata alla nostra patrona dei Vigili del Fuoco, Santa Barbara, che durerà più o meno fino a fine del prossimo mese, fine luglio, 27-28 luglio. La protettrice dei Vigili del Fuoco è nata nel 273, il padre non era cristiano e avversava la sua religione, tanto che l'ha condannata a morte. Prima della sua morte è stata rinchiusa in una torre fortezza, nella quale ha fatto aprire 3 finestre per ricordare Padre, Figlio e Spirito Santo. Quando è stata giustiziata dal padre, decapitata con spada, un fulmine ha incenerito il padre e è morto. Le 3 finestre, la storia dice che erano state aperte anche per ricordare la sua fede, il suo coraggio e la sua serenità. Lei è stata presa come protettrice dei Vigili del Fuoco perché nell'incendio che si è sviluppato nella torre prima di essere giustiziata, lei è uscita viva dalle fiamme. Da quel momento è stata proprio nominata protettrice dei Vigili del Fuoco di tutti gli altri corpi che usano polvere da sparo, pirica o fiamme o quant'altro. La mostra l'abbiamo qui a Mantova su iniziativa di Ferruccio Miotto, collezionista e appassionato anche lui della vita di Santa Barbara. È di Erba, in provincia di Como, e tutte l'esposizione si basa su fotografia, quadri, ritratti di Santa Barbara, proprio la protettrice dei Vigili del Fuoco. Invitiamo i mantovani, i turisti e chi vuol passare a vedere la mostra, colgono l'occasione per vedere anche i mezzi storici che ci sono esposti nella nostra galleria. Ricordo che ci sono 3 pezzi unici al mondo. Noi siamo aperti sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio dalle 15 alle 18:30 e la domenica mattina dalle 9:30 alle 12:30. L'entrata è gratuita, vi aspettiamo ben volentieri, veneteci a visitare.